Sono passate circa 2 settimane da quando il municipio aponense ha dichiarato guerra ai furbetti della zona pedonale. Per il nuovo sindaco Barbierato non si poteva più andare avanti così. Iniziano quindi a fioccare le prime sanzioni in applicazione al regolamento comunale 9739 del febbraio 2016, che prevede il divieto di circolazione dei velocipedi se non condotti a mano, il divieto di transito ai veicoli non autorizzati e la regolamentazione per il carico e scarico. Ci siamo recati di persona sull'area pedonale per verificare la situazione. Sicuramente durante il nostro sopralluogo i ciclisti sono risultati i più indisciplinati, transitando in continuazione nell'area proibita. Tuttavia, volendo fare l'avvocato del diavolo, bisogna dire che i cartelli di divieto siano presenti solo ai limiti dell'area pedonale e che quindi soprattutto se un turista partisse in bicicletta da uno degli alberghi all'interno dell'area pedonale non potrebbe essere a conoscenza del divieto. In questo senso servirebbe coinvolgere gli albergatori per informare i clienti. Volendo spezzare un'altra lancia in favore dei ciclisti, per incentivarli a camminare e non a pedalare in area pedonale, servirebbe sostituire le vecchie rastrelliere con alcune più sicure che consentano di ritrovare la bici là dove la si era lasciata. Migliorerà o peggiorerà la situazione in futuro? E chi lo sa? L'unica cosa che sappiamo è che al termine della nostra indagine noi siamo stati gli unici a rispettare le regole. Fisherman Channel News, Look Wellness, Abano Terme.